Anna era una bambina cresciuta tra le colline di un piccolo paese, Brendola. Sin da piccola il suo cuore sembrava fatto di dolcezza e bontà. Viveva con sua madre e suo padre, ma il padre non era sempre un uomo buono. Spesso beveva troppo e quando il vino gli innebbiava la mente, diventava cattivo, sfogando la sua rabbia su chi gli stava vicino. In quei momenti Anna cercava sempre di proteggere sua madre, pregando e parlando dolcemente per calmare il padre. Le sue preghiere, la sua dolcezza, erano come un faro di luce in quella casa che a volte sembrava buia. Anche se a scuola non era una delle bambine più brillanti, il suo cuore era pieno di bontà. Non aveva paura di sembrare ingenua agli occhi degli altri, perché sapeva che quello che contava era la sua volontà di fare del bene. E così, giorno dopo giorno, crescendo, il suo desiderio di donarsi completamente agli altri divenne sempre più forte. Un giorno, vedendo delle suore camminare nel suo paese, Anna disse a sua madre: «Anche io, quando sarò grande, diventerò suora». La madre la guardò con affetto, sapendo che la sua bambina aveva un cuore speciale. Quell'idea si trasformò presto in una scelta ferma. Nonostante il padre fosse inizialmente contrario, Anna non smise mai di credere che quella fosse la sua strada. Quando finalmente entrò nel convento, sua madre la abbracciò forte e le disse: «Sii sempre buona, prega per noi, anche per tuo padre». Quelle parole rimasero impresse nel cuore di Anna, che le portò con sé in ogni momento della sua vita. Divenuta suora, Anna prese il nome di Maria Bertilla. La sua vita cambiò, ma il suo cuore rimase sempre lo stesso, umile, dolce, pieno di fede. All'inizio lavorava in cucina, ma ben presto fu mandata in ospedale a prendersi cura dei malati. Anche se non aveva esperienza, sorprendentemente si rivelò un'infermiera abilissima. I malati la adoravano e i medici si fidavano di lei nei momenti più delicati. Ogni gesto, ogni parola erano un conforto per chi soffriva. Maria Bertilla trascorreva le sue giornate tra le corsie dell'ospedale, prendendosi cura dei bambini malati e di tutti coloro che avevano bisogno. Era sempre pronta, giorno e notte, senza mai lamentarsi. Aveva una forza che sembrava non esaurirsi mai, anche quando la guerra portò il terrore nella città. Le bombe cadevano su Treviso e nell'ospedale c'era paura, ma Maria Bertilla rimaneva calma. Si inginocchiava in mezzo al reparto e recitava il rosario, infondendo pace a chi le era intorno. Il suo amore per la Madonna era infinito e a tutti raccomandava di rivolgersi a lei nei momenti di bisogno. Diceva che nel cuore della Madre di Dio trovava la forza per andare avanti, anche quando il dolore fisico iniziò a farsi sentire. Da tempo nascondeva una malattia, sopportando con pazienza ogni sofferenza. Non si lamentava mai, continuando a servire con il sorriso. Ma la sua salute si consumava lentamente e un giorno il medico fu chiamato per visitarla. Fu chiaro che era necessario un intervento, ma era ormai troppo tardi. Maria Bertilla trascorse gli ultimi giorni della sua vita tra dolori terribili, ma mai perse la sua serenità. Accettò tutto con umiltà, affidando la sua vita al volere di Dio. E così, dopo una vita dedicata agli altri, Maria Bertilla si preparò per l'incontro con il suo sposo celeste, lasciando dietro di sé un esempio di amore e fede che nessuno avrebbe mai dimenticato. Il suo ricordo rimase vivo nei cuori di chi l'aveva conosciuta.
come una luce che continua a brillare anche quando sembra che il buio sia più forte. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.